Guadagna Libera. Ben trovati al nostro appuntamento con Onda Libera, che oggi dedicheremo all'inizio della lettura di alcuni passi numerosi per la verità, del Corano, visto che è la giornata più giusta, credo, per iniziare un lavoro di questo tipo, che è un lavoro semplicemente di documentazione, di conoscenza, dal testo base, dal testo sacro, senza altre intermediazioni, che non siano naturalmente quella della traduzione, che poi vi specificherò l'edizione e le edizioni, anzi in base alle quali ho deciso di proporvi questi brani del Corano, sommariamente divisi per 3 temi fondamentali, che poi in realtà sono temi che assorbono l'intero libro. Il primo tema è la visione dell'uomo e la visione della divinità, quindi un tema, diciamo così, antropologico-teologico, per dargli una definizione. Il secondo tema è quello del jihad, della guerra santa, tradotto neanche troppo approssimativamente, ma anzi correttamente, e poi c'è il tema della donna. Ma oggi ci occuperemo di guerra santa, visto che qualche giornale è riuscito a titolare jihad sulla barca che è scomparsa completamente dalla prima pagina dell'ANSA, sostituita da un'altra barca sequestrata dai libici, i libici che hanno sequestrato un peschereccio italiano, Airone, equipaggio 7 uomini. L'unità di crisi del Ministero degli Esteri sta verificando dove si trova il peschereccio di Mazara del Vallo, Airone, che sarebbe stato sequestrato da una motovedetta di militari di Tripoli, secondo il presidente del distretto per la pesca, COSVAP, Giovanni Tumbiolo. La Farnesina, il Ministero degli Esteri, ha preso contatto con la Guardia Costiera libica. A bordo del peschereccio italiano, sequestrato dai libici, ci sono 7 marinai, 3 siciliani, 4 tunisini. Il sequestro sarebbe avvenuto intorno alle 3:30 di stanotte, a 30 miglia dalla costa libica. Il comandante del peschereccio, della Maran SNC, è Alberto Figuccia. Il natante, sul quale è salito un militare libico, sarebbe diretto a Misurata. Tumbiolo, il presidente del distretto per la pesca locale, spiega di aver già contattato il ministro dell'agricoltura e della pesca libico, Abdul Munam Dugman. Lo stato di allerta, osserva Tumbiolo, è massimo da quando l'ambasciata italiana è stata chiusa. Siamo preoccupati, ma al contempo fiduciosi. Il peschereccio è della Maran SNC. Comandante, dicevamo, è Alberto Figuccia, scrive l'ANSA, e il natante, sul quale è salito un militare libico, sarebbe diretto verso il porto di Misurata. Vedremo se ci saranno aggiornamenti e altre notizie. Intanto dalla prima pagina dell'ANSA, rimozione, come titola oggi il manifesto, a proposito di tutt'altra vicenda, ovvero la rimozione dei 2 funzionari di polizia fatta dal capo della polizia dopo i commenti su Facebook circa la scuola Diaz G8 di Genova 2001. La rimozione in realtà qua è stata fatta e si farà. Siatene certi, c'è da scommettere, si farà su quell'episodio che è accaduto ieri e che mette in luce uno dei dati centrali dell'insegnamento coranico islamico, ovvero la guerra santa. Adesso prendiamo spunto dalla cronaca, ma quello che è successo è molto chiaro. E tra l'altro c'è da farsi una domanda: siccome i cronisti giudiziari sono sempre gli stessi, e i cronisti in questo caso sono cronisti giudiziari che hanno avuto le fonti dalla procura di Palermo, che ha interrogato i sopravvissuti del barcone sul quale i musulmani hanno gettato a mare i cristiani, le fonti sono sempre le stesse, i cronisti sono sempre gli stessi. In genere, quando si tratta di fonti giudiziarie, i cronisti giudiziari dei principali quotidiani raccontano le stesse cose perché hanno le stesse fonti. Benissimo, solo Repubblica ha scelto di mettere in evidenza il racconto dei sopravvissuti cristiani, che hanno spiegato cosa è successo a bordo. Gli altri quotidiani hanno omesse queste informazioni, gli altri quotidiani principali. Sto parlando di Corriere, Repubblica, Stampa, i 3 quotidiani più diffusi. Hanno omesso le dichiarazioni raccolte dalla Procura di Palermo di coloro che sono sopravvissuti e che hanno spiegato che la motivazione della strage non era di nessun altro tipo se non di carattere religioso, in nome di Allah. Qui si prega soltanto Allah. È solo Repubblica a fare il titolo chiaro, non in prima ma in seconda pagina, e comunque a raccontare tutto ciò che abbiamo già letto in rassegna stampa. Forse vale la pena di rinfrescarci la memoria, perché sta roba qua scomparirà. Rimozione, come ha titolato il manifesto, scomparirà dai commenti, dalle interpretazioni nel giro di pochissimo tempo. È scomparsa già oggi, è scomparsa come notizia addirittura già oggi dalle pagine di alcuni dei principali quotidiani, eccezion fatta per Repubblica. Scomparirà senz'altro anche
dalle pagine dei commenti e delle cronache naturalmente dei prossimi giorni e dalle bocche dei politicanti, i quali finalmente avranno modo di farci capire il perché di certi loro atteggiamenti, anzi ce l'hanno già fatto capire. Qui si prega solo Allah. Scoppia la rissa sul barcone, titola Repubblica, che è molto chiara su questo punto, anche perché chiari sono stati i racconti dei sopravvissuti. Su quel gommone c'era chi pregava Dio e Gesù Cristo e c'era chi pregava Allah. E tu perché non preghi Allah? Allah è l'unico nostro Dio, dice un nigeriano che all'improvviso mette le mani al collo di un altro giovane che stava invocando Gesù Cristo. Una guerra di religione, scrivono i due cronisti di Repubblica, Francesco Viviano e Alessandra Ziniti, musulmani contro cristiani. Quel ragazzo piangeva, racconta uno degli scampati, è un giovane nigeriano 17enne che racconta quanto segue. Quel ragazzo piangeva e supplicava Dio e Gesù Cristo di aiutarci, di non farci naufragare. Loro, i musulmani, sembravano impazziti, lo hanno preso e lo hanno scaraventato in acqua, soltanto perché pregava. Loro erano di più e ne hanno uccisi tanti, dice. Questo testimone è un giovane nigeriano 17enne, sopravvissuto, scrive Repubblica, non all'ennesimo naufragio, ma a una feroce resa dei conti religiosa in mezzo al mare, musulmani contro cristiani, africani contro africani, e mani disperate, quelle dei cristiani, che si intrecciano in una drammatica difesa. Tutto ciò che ci rimane, ha scritto oggi Gramellini, è fare come questi qui, cercare di difenderci drammaticamente, mentre altre mani si levano dall'acqua, scrive Repubblica, in un'ultima vana richiesta di aiuto. 12 vittime, a bordo profughi del Centrafrica, nigeriani, ghanesi, ivoriani, senegalesi, malesi, della Guinea-Bissau, e sono tutti paesi, scrive Repubblica, in cui le due religioni convivono in maniera per niente pacifica. Nigeriani e ghanesi le vittime, nigeriani, ivoriani, malesi, senegalesi i carnefici, 15, tra i quali un minorenne. Eravamo arsi dal sole, racconta ancora un cristiano sopravvissuto, eravamo senza acqua e il gommone ha cominciato a imbarcare acqua. Pensavamo di morire, c'era chi piangeva, chi gridava, chi si agitava. In tanti pregavamo sottovoce. A un certo punto i nigeriani hanno cominciato a inveire contro un altro nigeriano. Loro erano musulmani, quello era cristiano. Gli hanno detto di smetterla di pregare Dio, se no lo avrebbero buttato a mare. Qui si prega solo Allah, dicevano. Lo hanno spinto e quel ragazzo è caduto in mare ed è annegato. La furia dei musulmani ha cominciato a colpire tutti quelli che si erano professati cristiani o che loro credevano che fossero cristiani. I musulmani erano come impazziti, gridavano Allahu Akbar, Allah è grande, e aggredivano tutti quelli che avevano provato a difendere il primo che hanno buttato in mare. Per proteggerci, racconta ancora il sopravvissuto, uno dei sopravvissuti, abbiamo creato una specie di catena umana. Ci tenevamo in equilibrio stringendoci le mani per resistere alle loro spinte, ma in 12 non ce l'hanno fatta, li hanno uccisi così. I musulmani ci odiano, ha raccontato ancora uno dei cristiani sopravvissuti. Nei nostri paesi ci massacrano. Anche nei centri di detenzione, in Libia, ci sono dei fanatici musulmani che aggrediscono noi cristiani, ma su quel gommone il nostro destino era unico, ha detto in lacrime il ragazzo nigeriano 17enne. 15 i musulmani accusati di omicidio che da ieri sono rinchiusi nel carcere di Pagliarelli. Notizia o aggiornamenti di notizie che sono completamente scomparsi dalla prima pagina dell'Ansa di questa mattina. Forse fanno parte queste notizie di quella categoria di notizie che, secondo il direttore del cattolicissimo quotidiano Avvenire, Marco Tarquinio, fanno parte di quella categoria della troppo sbagliata informazione, anzi della troppa sbagliata informazione, di cui il direttore di Avvenire parla oggi in prima pagina sul suo quotidiano, nell'editoriale. I veri poveri, quelli veri, mica si comportano come questi musulmani, scrive il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. Tra i poveri più poveri, ma quelli veri, vige una regola di solidarietà. Quindi questi cristiani e questi musulmani, magari loro aggressori, non sono veri poveri. Capito il concetto? Tutto il resto fa parte della troppa sbagliata informazione. Così come rimarranno senz'altro memorabili, o perlomeno per chi se le ricorderà, le parole di un altro illustre rappresentante della Chiesa Cattolica. Stiamo parlando di Giancarlo Perego, Monsignore, direttore generale della Fondazione Migrantes, organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana,
il quale dice semplicemente con tono piuttosto distaccato che siamo davanti a un aspetto nuovo del dramma dei migranti, ma non esaspererei il concetto dell'odio religioso. Sarebbe molto interessante fare queste osservazioni ai sopravvissuti, ai cristiani sopravvissuti sul barcone, i quali hanno raccontato alle forze dell'ordine e ai magistrati di Palermo perché erano morte 12 persone in mare e chi ce le aveva buttate in mare e in nome di che cosa? Di Allah. Tuttavia, Monsignor Perego dice che non è da esasperare il concetto dell'odio religioso. No, io vengo ammazzato, rischio di essere buttato in mare in nome di Allah, ma non devo esasperare il concetto dell'odio religioso. A proposito di odio religioso, poi facciamo una micro rassegna stampa e poi andiamo al dunque, perché il dunque è questo meraviglioso libro che ho di fianco a me, anzi sono due edizioni del Corano, il sublime Corano, come viene definito da Roberto Hamza Piccardo, una cui edizione ho in mano, che è stato il leader storico dell'UCOI in Italia, Unione delle Comunità e Organizzazioni Islamiche, vicina alla fratellanza musulmana con tutto ciò che ne consegue, e oggi è rappresentato a Milano dal figlio Roberto Piccardo, fa parte del CAIM, coordinamento delle associazioni islamiche milanesi, in lizza per la costruzione della moschea, per la quale hanno già trovato un archistar, un architetto molto importante, Italo Rota, poi lo vediamo, fa parte della micro rassegna stampa di oggi, della quale fa parte anche però la notizia dell'espansione ulteriore dello Stato islamico in Iraq. Lo racconta Lorenzo Cremonesi oggi sul Corriere della Sera: massacri, saccheggi, lo Stato islamico va al contrattacco e ora assedia la città di Ramadi, lunghe colonne di auto di abitanti della città in fuga, 300 decapitati negli ultimi giorni, secondo siti jihadisti che hanno comunicato l'assedio di Ramadi. I mortai dello Stato islamico colpiscono i palazzi governativi, le vie del centro, la zona industriale della città di Ramadi o Ramadi. Le sue brigate migliori, le brigate dello Stato islamico, composte da volontari arrivati dall'estero, combattono casa per casa, conquistando quartiere dopo quartiere. Giungono da Ramadi testimonianze confuse di esecuzioni di massa, donne e bambini compresi. Sui social media la notizia naturalmente finisce nelle pagine interne, non c'è un aggiornamento sull'ANSA neanche su questo. È già scomparso il fatto che nelle acque praticamente italiane del canale di Sicilia siano stati eliminati 12 persone in quanto cristiani e con la motivazione religiosa, perché non si può credere, non si vuol credere, è incredibile. Non esaspererei il concetto dell'odio religioso, ma non è possibile, si rimuove. La rimozione è il titolo migliore della giornata, quello del manifesto, ma applicato a questa questione, non alla rimozione dei 2 poliziotti del G8 di Genova. C'entra niente, la rimozione vera è questa qui. Non si vuole, non si deve guardare in faccia alle cose per come stanno. E, tra l'altro, non si deve neanche guardare dentro questo testo qua, dove è tutto scritto in maniera molto chiara e senza alcun margine di interpretazione o di dubbio. Perché se noi possiamo leggere tomi e libri ponderosi sull'interpretazione biblica, sull'interpretazione evangelica, alcuni testi sono anche dal punto di vista culturale, filosofico, intellettuale molto stimolanti, su questa roba qua non c'è bisogno di interpretazione. Infatti l'interpretazione del Corano è stata quella di tradurlo in leggi, che erano già contenute come principi nel libro, nel supremo libro, di tradurle in leggi da applicare alla società, ma come conseguenza dei principi molto chiari che ci sono qua dentro, perché non c'è niente di oscuro, di interpretabile, di metaforico, di sottile dal punto di vista intellettuale, non dico religioso, anche semplicemente intellettuale, o della semplice comprensione verbale del testo. Non c'è niente di particolarmente complesso intorno al quale possa sorgere un'esegesi, perché se facciamo un'esegesi alla luce della ragione, questa cosa qua finisce molto male. Non ne avanza quasi niente, forse solo il titolo di quel libro qua, perché il resto è tutto estremamente chiaro. E questo è una colpa nostra, in senso collettivo, che le cose chiare non le vogliamo vedere. Non ci piacciono le cose chiare. Più chiaro di buttare delle persone in mezzo al mare gridando che Allah è grande e qui si prega solo Allah. Cosa c'è di più chiaro di questo? C'è qualcosa di più chiaro di un gesto così, di più esplicito? Come vedremo, estremamente esplicito è il testo. Quindi le cose chiare a noi non piacciono, e questo non è colpa degli islamici o dei musulmani, è colpa di chi non vuol capire le cose chiare, non le vuole vedere.
La tua vecchia auto assomiglia ad un rottame? Sogni disperatamente di abbandonarla in autostrada? Pazzo! Smetti di sottovalutarla! Sopravvalutala! Solo ad aprile su tutti. Intanto Repubblica ci dà conto della decisione di molti ebrei di Francia di tornare in Israele. Per la precisione, molti ebrei francesi tornano nella città di Netanya, città balneare israeliana. Dopo gli attentati a Charlie Hebdo, in tanti, e al supermercato Kasher di Parigi, ebraico, hanno deciso in tanti di tornare in patria. La città di Netanya è la loro meta preferita, perché dicono: a Parigi subivamo troppe aggressioni, qui ci sentiamo al sicuro e possiamo ricominciare. E sempre rimanendo alla nostra piccola rassegna stampa che precede l'inizio della lettura del Sublime Corano, da Milano abbiamo notizia appunto della questione della moschea, dove è coinvolto anche il Caim, Lucoil, insomma alla fine la pianta più solida in Italia è quella della fratellanza musulmana e delle sue derivazioni italiche, giusto appunto. A Milano la moschea verrà progettata dall'Archistar, si dicono così, gli architetti famosi di grande nome, Italo Rota, che è in gara con un progetto per la costruzione della moschea milanese. Sarà come un giardino di luce, dice l'architetto Rota, che è stato scelto dal CAIM, Coordinamento Associazioni Islamiche Milanesi, di Roberto Piccardo, figlio di Hamza Roberto Piccardo. Adesso non si chiama Roberto il figlio, non mi ricordo più, ma comunque il figlio di Piccardo è il capo, il presidente del coordinamento degli islamici milanesi. Il progettista è stato scelto dal CAIM di Piccardo. Dimenticate la cupola e il minareto, ci racconta il Corriere della Sera, e immaginate un grande giardino, strutture leggere, trasparenti, un meccanismo scientifico che cattura e scompone la luce in molti colori. È la moschea del XXI secolo, l'ha definita l'architetto Italo Rota. Potrebbe sorgere nei 1000 metri quadri dell'area dell'ex Palace Sharp che il Comune di Milano ha messo a disposizione per il bando per la moschea. Tra le 7 buste dei partecipanti che saranno aperte mercoledì prossimo, almeno una contiene un progetto con una firma eccellente, quella appunto dell'Archistar Italo Rota. Verrà pagato quanto? Da chi? L'hanno consegnata alcune sigle appartenenti al coordinamento dei musulmani milanesi, il CAIM. Capofila l'Associazione Islamica di Milano, assieme a gruppi turchi, bangladesi, albanesi e alle unioni di donne e giovani. Un progetto a lungo meditato. Abbiamo cominciato con 2 o 3 mesi di dialogo con le comunità, spiega l'architetto, l'Archistar Italo Rota. È stato un percorso. Già il primo incontro è stato interessante. C'erano molte donne. Si è posta subito la questione della diversità, della presenza di maschi e femmine in uno stesso spazio. Sono venute fuori, dice l'Archistar, tutte le problematiche di un Islam che si esprime in Occidente. Alla fine si è trovata una soluzione a questo grave problema della presenza contemporanea di uomini e donne, che è un problema grave perché tale lo reputa il Sublime Corano, come vedremo.
Sono infiniti i passaggi, sono moltissimi i passaggi nei quali si definisce lo status e la natura essenziale di quell'essere chiamato donna rispetto all'uomo, e poi li leggeremo naturalmente. Quindi si pone, siamo il 17 aprile del 2015 a Milano, il problema di come, per l'Archistar, di come contemperare al precetto coranico dell'inferiorità della donna, costruendo la nuova moschea di Milano. È venuto fuori il problema, dice l'Archistar, di un Islam che si esprime in Occidente, e si è trovata una soluzione delicata, la definisce il Corriere, contemporanea, evitando divisioni nette. Vedremo poi, quando il progetto sarà reso pubblico e quando la moschea sarà costruita, quale sarà la soluzione delicata, contemporanea, trovata dall'Archistar. Sfumata da tempo la possibilità di posare la prima pietra della moschea entro l'Expo, si è scelto di lavorare senza fretta, di fare le cose per bene, nelle parole dell'architetto. Il risultato, definisce così la sua creatura Italo Rota, è un'opera, la moschea, sofisticata, giusta, completa di tutte le piccole cose. E quando Rota dice giusta, si riferisce anche alle dimensioni. E l'unico precedente in Italia è la monumentale grande moschea di Roma, che risale agli anni 70, che raccoglie le suggestioni del mondo arabo e non è più attuale, dice l'Archistar. Il luogo di culto immaginato oggi è poco ingombrante, di vetro che riflette la luce, aperto, accessibile, con un giardino che diventa pubblico. Abbiamo pensato, dice l'Archistar milanese, alla moschea delle origini, poi proiettata nel futuro, trasformandola in una installazione d'arte contemporanea. Sulla Stampa invece abbiamo un articolo di Tonia Mastrobuoni da Berlino, dove un ex ostaggio tedesco dello Stato Islamico, che ha incontrato James Foley e Steven Sotloff, i giornalisti americani poi decapitati l'estate scorsa, e ha incrociato anche il loro boia, il britannico di origine kuwaitiana Jihad Dijon, su cui c'è una taglia da $10 milioni del governo americano. Bene, questo signore tedesco, nel suo anno di prigionia nelle carceri, anzi è un ragazzo tedesco di 27 anni, ha visto miriadi di volte come gli islamici dello Stato Islamico torturano le vittime straniere, e ha perfino assistito da vicino a una fucilazione. Ho visto i torturatori dello Stato Islamico, i peggiori erano tedeschi come me. Uno degli aguzzini più crudeli sarebbe tale Philipp Bergner, che prima di scappare in Siria, 2 anni fa, vendeva pizze a domicilio in una cittadina della Ruhr, l'ex polmone industriale della Germania, nella città di Dinslaken. Da lì ne sono scappati negli anni scorsi una mezza dozzina per unirsi agli islamisti in Siria, e questo Bergner era uno dei più esaltati. I peggiori tedeschi come me, dice l'ex ostaggio tedesco. Sull'Espresso invece, torniamo alla Francia, c'è da segnalare il colloquio di Alessandra Bianchi con Emir Megarbi, 39 anni, algerino, un lavoro nelle telecomunicazioni, fondatore dell'UDMF, che è l'Unione Democratica dei Musulmani di Francia, un partito politico, insomma, 800 iscritti, 8.000 simpatizzanti, un sito web, finora un solo eletto al comune di Bobigny. Il partito è nato 3 anni fa e ora conosce fortuna mediatica per via dell'accostamento col romanzo Sotto missione di Michel Houellebecq, dove si immagina che il leader di un partito islamico vinca le elezioni alla presidenza della Repubblica francese nel 2022. Siamo i musulmani buoni, è il titolo della chiacchierata della giornalista dell'Espresso con il fondatore del partito, l'Unione Democratica dei Musulmani di Francia. Non è solo frutto della fantasia di Houellebecq, il partito dei musulmani a Parigi esiste già. Parla il fondatore: amiamo la Francia, ma dateci spazio. Sullo stesso Espresso però, siccome il Papa recentemente, ed è tornato così alla luce di tutti, ha ricordato che 100 anni fa era compiuto il primo genocidio, per mano islamica doveva aggiungere per correttezza, per mano ottomana, turca, islamica, musulmana, del popolo armeno, l'Espresso oggi rievoca il tutto con 3 sopravvissuti che raccontano l'olocausto degli armeni nel 1915. Si tratta di persone che hanno 103, 105 e 103 anni. Sono sopravvissuti appunto perché avevano 2 anni, 3 anni al massimo, quando nel 1915 il loro popolo armeno è stato massacrato durante il primo genocidio del Novecento, da cui ha tratto spunto Adolf Hitler, per mano islamica però. Tra l'altro Hitler
parte nell'alleanza del Gran Muftì di Gerusalemme, cioè chiaramente essendo il nemico, come vedremo anche dal sublime testo, il nemico numero uno sono i miscredenti in generale, però il nemico numero uno storico a disposizione di Maometto erano gli ebrei. Ergo erano i nemici dei nemici, erano particolarmente nemici, se vogliamo metterla così. Essendo nemici di Hitler e degli arabi, quindi gli ebrei, l'alleanza Hitler-arabi fu celebrata in pieno. Così ci sterminarono 100 anni fa. È bella questa iniziativa di Gianni Perrelli da Yerevan, la capitale dell'Armenia, a colloquio con 3 persone che alla tenerissima età di 2-3 anni subirono il primo genocidio del Novecento per mano islamica, quello degli armeni. 3 sopravvissuti che raccontano l'olocausto armeno del 1915, che il Papa ha avuto il coraggio di chiamare genocidio aprendo una crisi con la Turchia, scrive l'Espresso. Dall'Espresso però, rimanendo nella stessa casa editrice, vi segnalo anche un articolo del settimanale di Repubblica, il venerdì, che riguarda un territorio a noi molto vicino e ci illumina a diversi anni di distanza, credo, sul senso di quella che già allora qualcuno reputò assurda guerra contro la Serbia e per albanesizzare, cioè islamizzare il Kosovo. Nelle enclave della guerra santa tra Bosnia e Kosovo, entrambe le guerre jugoslave, diciamo, forse ci risultano più chiare oggi alla luce di quel che sta accadendo da quelle parti, che poi è al di là dell'Adriatico, anche in questo caso. A est, a sud abbiamo quella meraviglia che è stata creata dalle primavere arabe e dalla guerra a Gheddafi. Nella parte invece est, a est dell'Adriatico, abbiamo queste enclave dello Stato islamico che si stanno corroborando e rafforzando sempre più. Le enclave della guerra santa, le chiama il venerdì di Repubblica. Da 20 anni in Bosnia i gruppi salafiti significa wahhabiti, significa Arabia Saudita, significa l'Islam sunnita, quello più ortodosso, hanno messo su famiglia i gruppi salafiti in Bosnia e continuano a fare adepti, da cui partono per combattere in nome del Corano, scrive Repubblica, anzi il venerdì di Repubblica, verso la Siria. Per ora verso la Siria. Scrive Giovanni Porzio, autore di questo interessante reportage sul venerdì di Repubblica. Venerdì che si occupa anch'esso del primo genocidio islamico del Novecento, quello degli armeni, l'olocausto senza nome. Vale la pena di leggere anche questo pezzo di Luigi Irdi. 100 anni fa, 24 aprile 1915, 1 milione e poi 1,5 milioni furono alla fine di armeni, veniva massacrato dai turchi nella prima pulizia etnica del Novecento. L'anniversario cade durante la stretta alle libertà che segna il governo di Erdogan, un viaggio a Yerevan e a Istanbul, alle radici di una colossale rimozione. Anche questo articolo da leggere. Così come da leggere, a proposito di Turchia e di Istanbul, è l'articolo di Elisabetta Rosaspina sul 7 del Corriere della Sera. A Istanbul, dove ai laici resta soltanto l'arma dell'ironia. Che la Turchia si sia islamizzata sotto Erdogan non è un segreto. Che noi conosciamo quanto si sia islamizzata invece è tutto un altro discorso e si fa fatica a conoscerlo. Sul Bosforo i tentativi di radicalizzazione islamica si moltiplicano. C'è chi chiede anche di separare le piscine tra donne e uomini e i ristoranti non prevedono più, in molti casi, i tavoli misti uomo-donna. Ma la società, dopo la protesta di Gezi Park, ha cominciato a resistere anche contro il sogno egemone di Erdogan. Il titolo però è esplicativo. Ai laici a Istanbul resta solo l'arma dell'ironia, che non è un'arma particolarmente efficace contro altri tipi di armi. Tra l'altro, a proposito della Turchia, c'è anche da segnalare. No, il pezzo è solo uno, chiedo scusa, ma pensavo ci fosse un altro articolo. No, abbiamo compiuto adesso questa piccola rassegna stampa quotidiana sul tema e entriamo dunque nel vivo di questo testo che viene spesso citato a sproposito, quando è citato, il più delle volte non viene citato, altre volte si dice che qui dentro c'è il canone, il fondamento di una religione di pace, perché l'Islam è una religione di pace. Vediamo se è vero.
Chiama il numero 02 66 23 44 22. Torniamo al Corano, all'introduzione per il momento fatta da Angelo Terenzoni in questa edizione Polaris 1993, che è un po' la base da cui sono partito per proporvi questi passaggi che vi proporrò a puntate naturalmente. Oggi partiamo dal capitolo Jihad perché quello più direttamente attinente anche ai titoli di alcuni giornali, no? Perché hanno parlato di Jihad in barca, sul barcone, perché in effetti è così, ma lo vedremo. Intanto, oltre alla questione del politeismo, che non è una questione astratta, ma ha portato alla condanna di Salman Rushdie, che l'ha ricordata, c'è anche la questione della morte di Maometto e quindi della collazione, la messa insieme dei vari racconti dei suoi amici, cioè quali sono state le famose rivelazioni di Allah a Maometto se non c'è niente di scritto, visto che Maometto oltretutto era analfabeta, e lo dice anche Allah nel suo Corano per furbescamente, diciamo, legittimare il fatto che quella è davvero una rivelazione, perché essendo Maometto incapace di leggere e scrivere, chi altri se non Allah poteva avergli rivelato tutte le meraviglie contenute nel sublime Corano? È logico che sia così, che sia un illetterato. C'è scritto nel Corano un versetto apposta per dire Maometto non sapeva leggere né scrivere e la rivelazione gli è calata quindi da Allah. Alla morte di Maometto dunque c'è il problema di mettere insieme le fonti, cioè i testi, diciamo così, le parole della rivelazione di Allah. Nel 632 scrive Terenzoni nella sua breve introduzione: i compagni del profeta si riducevano di numero per morte naturale, ma anche per effetto della morte incontrata nella diffusione con la spada della rivelazione coranica. Perché la diffusione predicatoria non è contemplata, lo vedremo subito nella seconda sura del Corano, al versetto 6, c'è scritto chiaramente che i miscredenti è inutile che tu li metta in guardia contro il loro errore, perché essi non crederanno mai. E sono infiniti altri passaggi, poi li citeremo mano a mano, del Corano nei quali si ribadisce il concetto che è inutile che tu annunci ai miscredenti, cioè a tutti i non musulmani, perché tanto non crederanno mai. Per loro è prevista solo una cosa, il duro castigo nell'aldilà e il duro castigo nell'aldiquà, in questo mondo, questo lo dice chiaramente il Corano, e lo ribadisce, è inutile che tu parli con quelli là, con i non musulmani. Questa rivelazione vale solo per i musulmani, fino a che l'Islam non diverrà l'unica religione al mondo, dice il Corano. Benissimo, con la spada dunque morivano anche i compagni del profeta e c'era il problema di mettere insieme le fonti originarie. Il Corano comunque, chiarisce Terenzoni, anche questa è una cosa assolutamente vera, perché tutto quello che discenderà dal momento finale della messa insieme del testo in avanti non è un lavoro di esegesi, di riflessione, di approfondimento, perché qua di metafore ce ne sono poche in questo testo ed è un vantaggio dal punto di vista pratico per chi deve condurre una lotta militare e instaurare un nuovo regime politico-militare territoriale. È una cosa molto utile avere non sofismi e cose da interpretare o buoni principi, ma delle buone prassi, dei consigli pratici. Individua bene il nemico e combattilo, no? È una cosa molto pratica, serve all'instaurazione, a una conquista territoriale militare e all'instaurazione di un nuovo regime. E quindi da questo punto di vista ha perfettamente ragione Terenzoni quando nota, perché ha ragione perché lo dice il testo stesso, che il Corano è una summa di comportamenti e una guida per i credenti. Ha un senso esteriore, letterale, che risulta da una prima lettura e che nella sua chiarezza non lascia alcuno spazio ad interpretazioni. Ed è proprio così, giustissimo. Né interpretazioni, tantomeno interpretazioni di ordine temporale e moderno. Cioè quello che ci viene a dire e che si capisce benissimo dalla lettura del testo è che è inutile sforzarsi di dire rendiamo moderno questo testo, perché il testo va preso letteralmente per quello che è, non lascia spazio ad interpretazioni. I suoi precetti hanno una validità che supera i tempi e che è immune dal mutamento e dalle mode, in quanto si rifanno all'eterno presente della rivelazione divina. Dunque, la verità che appartiene ad Allah, Sura 38, versetto 75, la verità che sta in un libro presso di lui, Sura 23, versetto 62, cala nel cuore dell'inviato, cioè di Maometto, di colui che sceglie Allah a suo messaggero, si incide nella sua anima e da costui viene trasmessa all'umanità a cui è destinata. Alla luce di ciò, le parole del Corano assurgono a parole divine, una sorta di precipitato celeste in ambito esistenziale umano.
Il Corano parla di una continua rivelazione che Allah ha fatto agli uomini attraverso gli inviati, e qui c'è il processo di appropriazione di tutti i profeti, inviati, fondatori di religioni che sono venuti prima, da Adamo fino a Muhammad, cioè a Maometto, attraverso Noè, Abramo, Mosè, Davide, Salomone e Gesù figlio di Maria. Questi sono i profeti maggiori dell'Islam, di Allah. Il messaggio evangelico, il libro portato da Cristo, ha ricondotto l'umanità al mondo, ha ricondotto alla sua origine, cioè alla divinità, ad Allah, la umanità del mondo romano. Dopodiché si è espanso. Ma poi è arrivato un altro inviato che ha portato agli uomini il libro definitivo, il Corano, che designa Maometto come sigillo degli inviati e dei profeti, cioè indicando con questa definizione con assoluta certezza che fino al momento finale escatologico del giorno del giudizio universale la parola di Dio non avrà più altri annunciatori. La parola di Dio è scolpita una volta per tutte nel Corano, un concetto questo presente nei Vangeli e nelle lettere apostoliche, le quali mettono in guardia dai falsi profeti che stanno proliferando, scrive nella sua introduzione Terenzoni, il quale peraltro dal punto di vista di René Guénon a queste cose ci credeva pure, però è stato onesto e chiaro nell'illustrare alcuni aspetti essenziali del testo. Brevissimamente, anche dall'introduzione al testo invece curato da Hamza Roberto Piccardo, vi passo un paio di considerazioni fatte dall'introduzione firmata da Pino Blasone, in questa edizione della Newton & Compton Editori, che è quella dell'UCOI sostanzialmente, curata dall'ex presidente dell'UCOI Hamza Roberto Piccardo. Prima abbiamo parlato di destra, Piccardo veniva dall'estrema sinistra, ma è curiosa anche interessante questa storia che le visioni più estreme poi si ritrovano su un testo che legittima determinati principi che sono poi quelli che vedremo. Da destra estrema e da sinistra estrema ci si trova d'accordo su alcuni principi base. Cos'è che accomuna la destra estrema e la sinistra estrema? Il quiz del momento. Una visione, diciamo, integralista che nulla lascia alla libertà, al liberalismo, a quello che possiamo concepire come democrazia. No, c'è l'avversione ai principi democratici, e lo scrive poi chiaramente, lo vedremo in una delle note, Piccardo nel suo Corano, che Islam e democrazia sono due concetti che non vanno d'accordo. Lo scrive lui, non lo diciamo noi. Quindi, il Corano che cos'è? È una precettistica religiosa che diventa normativa sociale, regola di comportamento, casistica del consumo, del costume, una dimensione che da metafisica è etica, sociale, pratica, le esigenze spirituali e gli aspetti pratici, cioè l'intera esistenza umana è governata da queste norme, scrive nell'introduzione al Corano di Piccardo Pino Blasone. Quanto alla Mecca, la Mecca era un fiorente centro religioso sincretistico, cioè c'erano politeismi vari. Nel santuario della Kaaba, dove c'è la sacra pietra nera, all'adorazione vaga, confusa per Allah, si era associata quella di 3 dee, presumibilmente considerate sue figlie, divinità minori, veri e propri idoli. Da qui appunto il discorso di Salman Rushdie che riprende questa storia qui, e il Corano stesso che in un primo momento ha un versetto che legittima le dee minori ma pur sempre uguali per natura divina ad Allah. Questo è inconcepibile nel testo unico, nel testo sacro. I proventi connessi con i pellegrinaggi dei beduini pagani non erano l'ultima occasione di guadagno per i custodi della Kaaba, sacra Casba. La stessa nobile tribù a cui apparteneva per stirpe Maometto era quella dei Quraishiti, che erano i custodi della Casba. Anche questo è un particolare storico interessante. Alla Mecca Maometto nasce nel 570, intorno al 595 sposa la vedova Cadia di 15 anni più anziana di lui, e verso il 610 riesce ad avere la prima visione a cui altre ne seguiranno. In 23 anni viene rivelato il testo del Corano. Nel 613 Maometto inizia la sua predicazione pubblica, poi emigra a Medina insieme ai compagni convertiti perché non riesce in un primo momento ad raggiungere il suo obiettivo politico-militar territoriale. Qualcuno divide i versetti del Corano in meccani e medinensi. Quelli meccani sarebbero i più aperti, una distinzione artificiosa a dir la verità. Quelli medinensi sarebbero i più bellicosi, quando si consolida
la impronta, diciamo così, militare di Maometto, che in precedenza si era limitato a scorrerie, a depredare le carovane in viaggio verso la Mecca, insomma un lavoro di predone più o meno coranicamente legittimato, anzi direi coranicamente legittimato, perché dopo viene legittimato il fatto di recuperare il bottino in vista del trionfo della causa. Detto questo, iniziamo con il testo, perché il testo è la cosa principale a questo punto, no? Visto che si dice che l'Islam è una religione di pace, vediamo se ci troviamo dentro i principi della pace per come la comune ragione umana li intende e li può facilmente riconoscere. Intanto saltiamo a pie pari oggi tutto il discorso teologico-antropologico, cioè che visione ho dell'uomo, e andiamo ai passaggi in cui si parla del nemico, in cui si parla della guerra santa, in cui si parla degli altri, cioè dei miscredenti, infedeli, associatori, sono tutti gli altri che non siano musulmani. La prima sura, del resto, quella che viene recitata nelle 5 preghiere quotidiane per 17 volte totali, contiene già un'indicazione fondamentale pratica, di carattere pratico. Il musulmano prega così: la prima sura, la sura aprente, ai versetti 5, 6, 7, identifica il noi e il voi, cioè noi e gli altri. Guidaci sul retto sentiero, il sentiero di chi vive nella tua grazia, e sono i musulmani, il sentiero di chi non incorre nella tua ira e si tiene lontano dall'errore, e sono gli altri. In primo luogo i giudei e i nazareni, cioè i cristiani e gli ebrei e i cristiani. Per quanto riguarda i passaggi sulla guerra santa, alla sura 2 abbiamo il primo passaggio chiaro, ai versetti 154, 155, 156. Non considerate morti quelli che cadono combattendo sulla via di Dio. La via di Dio è sostanzialmente il jihad. C'è questa interpretazione spiritualista, diciamo, del jihad, che è una lotta interiore, sicuramente c'è, ma è assolutamente minoritaria. Nel Corano non si parla della ricerca interiore della divinità. Ogni volta che si parla della via di Dio, o jihad, la via di Allah per essere precisi, ogni volta che si parla della via di Dio si parla di una missione di carattere bellico, combattere non interiormente, combattere contro qualcuno, contro i miscredenti. Non considerate morti quelli che cadono combattendo sulla via di Dio. Essi sono vivi presso il loro Signore. Noi mettiamo alla prova la vostra fede con la paura e con la fame, con la povertà e con le disgrazie. E tu, Muhammad, Maometto, dai questa buona novella a quanti sopportano ogni prova con la fede in Allah. Parlare a questa gente, i miscredenti che sono l'oggetto del jihad, della guerra, del combattimento sulla via di Allah, parlare a questa gente è come gridare davanti a chi nulla è in grado di udire. Essi sono sordi, muti, ciechi e perciò non possono intendere la nostra parola. Combatti nella via di Dio. È credente chi combatte nella via di Dio. Sura numero 2, versetto 177. Quindi chi non combatte non è credente. A questo punto già potremmo fare qualche osservazione. Ce ne sono infiniti altri di passaggi, adesso li vediamo. Però chi combatte nella via di Dio, cioè il jihadista, per usare il termine giornalistico corrente, che poi via di Dio, combattere sulla via di Dio uguale praticare il jihad, cioè la guerra santa, traducendolo. Santa perché? Perché è legittimata appunto dal testo sacro. Quindi jihad uguale combattere sulla via di Dio, sulla via sacra, sulla via di Allah. È credente chi combatte nella via di Dio. Sura 2, versetto 177. Cosa significa? Che non è credente chi non combatte sulla via di Dio, o no? Se è credente solo chi combatte sulla via di Allah, chi non combatte, ci sono numerosi passaggi, come vedremo, nei quali si rimprovera ai musulmani tiepidi, quelli che oggi verrebbero definiti moderati, giusto appunto, che questo comportamento non va bene, perché essere moderato, essere riluttante al combattimento, è una qualità che Allah valuterà molto negativamente nel giorno del giudizio. Sarai punito, perché nel tuo cuore leggerà Allah, e se tu non sei stato tiepido, e poi devi avere delle giustificazioni oggettive per sottrarti al combattimento, cioè essere malato, essere cieco e via dicendo. Se tu esiti e poi però vuoi partecipare alla spartizione del bottino, sono legnate di qua e sono legnate nell'aldilà.
Tanto per essere chiari, è credente chi combatte nella via di Allah. Vi è prescritta la legge del taglione, questo è secondario. Rimanendo nella stessa sura numero 2, dopo il versetto 177, che è chiave, è credente chi combatte sulla via di Allah, sempre nella sura numero 2, al versetto 190, combattete i vostri nemici nella via di Allah e non uscite mai da essa. Non uscite mai dal jihad, non uscite mai dal combattimento sulla via di Allah. Uccideteli ovunque li incontrate e cacciateli via da dove essi hanno cacciato voi. Subire passivamente una persecuzione è cosa peggiore dell'incontrare la morte. Combattete fino a che i credenti non saranno più perseguitati e la sola religione sarà quella di Allah. Da quel momento i vostri nemici saranno i miscredenti e gli iniqui, quelli che rimangono, naturalmente. L'Islam è definitivo in qualche modo. Sempre nella stessa sura, questo erano i versetti da 190 a 193 della sura 2. Sempre nella sura 2, al versetto 213, abbiamo questo concetto. L'Islam è chiaramente detto, per quello dico non ci vuole l'interpretazione particolarmente sofisticata, teologica, filosofica e via dicendo. Uccideteli ovunque li incontrate, cacciateli via da dove vi hanno cacciato. Punto, no? Allora voi potreste dire, è una metafora? No, perché questa metafora viene ripetuta infinite volte, come vedremo. Combattete fino a che i credenti non saranno più perseguitati e la sola religione sarà quella di Allah. In quel momento i vostri nemici saranno i miscredenti e gli iniqui. Un tempo, questo era il versetto 190-193, sura 2. Sura 2, versetto 213. Un tempo gli uomini formavano una sola comunità e credevano in un unico Dio. In seguito sorsero nel loro seno delle divergenze, per cui Allah scelse in quella comunità i suoi inviati e affidò loro il libro, affinché ogni divergenza fosse eliminata e la verità tornasse a regnare. Cioè l'Islam è uno solo, gli altri sono un'altra cosa da eliminare, la verità è solo una e l'Islam è definitivo. Vi è prescritta la guerra santa, versetto 216, sura 2. Più chiaro di così, vi è prescritta la guerra santa, anche se ciò può non riuscirvi gradito. Ma questa prescrizione per voi è un bene, mentre potrebbe accadervi di desiderare una cosa che sia per voi un male. Dio, cioè Allah, è a conoscenza di cose che voi non conoscete, perché Egli è l'Onnipotente. Cioè, a voi potrà pure dar fastidio, non vi piace magari la guerra santa, ma sappiate che Allah è a conoscenza di cose che voi non sapete. Quello è il vostro bene. Voi potreste pensare che il vostro bene sia in realtà un male. Solo Allah sa tutto. Quindi vi è prescritta la guerra santa, anche se ciò può non riuscirvi gradito. Questa prescrizione per voi è un bene, anche se pensate che è un male. A proposito di moderati e via dicendo, no? Versetto 218. Quanti credono, ti seguono, è rivolto a Maometto, e combattono nella via di Dio, uguale jihad, su di essi è la benedizione del vostro Signore, Allah. Andiamo alla Sura 3. Sura 3, dove viene ripreso il concetto di guerra santa a partire da un presupposto ovvio. Voi che credete, i credenti, cioè i musulmani, voi siete i migliori fra gli uomini. Fra la gente del libro è una delle classiche definizioni coraniche per individuare due categorie di miscredenti, cioè gli ebrei, o meglio i giudei, e i cristiani, o meglio i nazareni. Fra la gente del libro alcuni sono credenti, laddove credenti significa musulmani, non credenti perché credono nel loro Dio, quelli non sono ammessi. Credenti significa musulmani, cioè si sono sottomessi a noi secondo la procedura che poi vedremo puntualmente descritta nel Corano e che è quella che viene messa in pratica con poche varianti anche oggi nello Stato islamico che si sta espandendo quando conquista territori dove ci sono la gente del libro o semplicemente i miscredenti, gli yazidi, o semplicemente i cristiani. Fra la gente del libro alcuni sono credenti, cioè sono già diventati musulmani, ma la maggior parte di loro appartiene al numero dei miscredenti e degli iniqui. Questi vi sono nemici. Più volte, come vedremo, il Corano dice non stringere mai patti di amicizia o di alleanza con i miscredenti, cioè con tutti i non musulmani.
non essere mai amico dei miscredenti, sempre in nome del dialogo, della pace, del moderatismo. Questi ultimi vi sono nemici, su di loro la collera divina, la povertà e la tristezza. Saranno condannati al fuoco dell'inferno, quel luogo sarà la loro eterna dimora. E fin qui uno dice, vabbè, l'inferno ce la vediamo dopo. No, il Corano precisa che il duro castigo attende i miscredenti, la gente del libro, cioè tutti i non musulmani, già qua, in questo mondo, attraverso anche il discorso della guerra santa. È un dovere la guerra santa, non è un'opzione. È credente solo chi combatte sulla via di Dio, punto e basta, è chiaro e chiarissimo. Voi che credete, non sceglietevi gli amici tra i miscredenti. Siamo al versetto 118 della Sura 3. I precedenti versetti erano il 110, 111, 112, Sura numero 3. Se volete poi verificare, e così vedete anche quale tipo di traduzione del Corano avete in mano. Sura numero 3, la Sura della famiglia di Amram, che sarebbe il padre di Mosè e Aaron, stirpe di Abramo, perché tutto viene poi dai testi precedenti. Se no dovevi rifarti al politeismo arabo, ben difficile introdurre un monoteismo così bellicoso e capace di fondare un nuovo Stato sulla base del politeismo. Ci arrivavi più a fondare una roba del genere basandoti sul politeismo. Detto per inciso e mica troppo. Su di loro la collera divina, eccetera, eccetera. Sura 3, versetto 118. O voi che credete, cioè musulmani, non sceglietevi gli amici tra i miscredenti. Le loro parole sono di odio, ma ancor più grande è l'odio che celano nei loro cuori. Essi non vi amano, dicono noi crediamo, cioè siamo musulmani, ma una volta soli si mordono le dita dalla rabbia che hanno contro di voi. Tu, Muhammad, di loro morite dalla vostra rabbia, soffrono delle vostre fortune, godono delle vostre disgrazie. E ricordati, Muhammad, versetto 121, Sura 3, di quando un mattino lasciasti la tua famiglia per condurre i credenti in battaglia. Il vostro Signore, Allah, vi renderà vittoriosi, versetto 127, Sura 3. E ciò, attenzione, le parole sono chiare, chiarissime. Il vostro Signore, Sura 3, versetto 123, il vostro Signore vi renderà vittoriosi, e ciò per uccidere e umiliare i miscredenti, cioè noi tutti, i non musulmani, i quali saranno così i perdenti in questa e nell'altra vita. È difficile il concetto? Ci vogliono schiere di teologi per capire che questo è metaforico? No, questo non c'è niente di metaforico, e c'ha perfettamente ragione il traduttore, simpatizzante peraltro di René Guénon e dell'Islam, Terenzoni, il quale dice il testo non va interpretato, non è assoggettabile ai criteri di revisione modernistica. Il testo è norma di comportamento, scrive chiarissimamente Terenzoni. È una guida per i credenti, ha un senso esteriore, letterale, che risulta dalla prima lettura e che nella sua chiarezza non lascia spazio ad interpretazioni. Giusto? Lo ritrovate poi nel testo, no? 127, Sura 3, il vostro Signore vi renderà vittoriosi, ciò per una finalità ben precisa, per uccidere e umiliare i miscredenti, i quali saranno così i perdenti in questa e nell'altra vita. Lascia, Muhammad, che Allah accetti il loro pentimento o che li punisca a suo piacimento, perché questa è un'altra caratteristica della divinità di Allah, a suo piacimento. Se tu sei un martire della guerra santa e sei un jihadista perfetto, allora vai direttamente in paradiso. Se non lo sei un uomo qualunque, allora il vaglio verrà fatto alla fine dei giorni, ma non sei sicuro, non sarai mai sicuro, perché l'Islam tiene sempre sulla corda. Allah è una divinità inventata bene, diciamo così, è perfetta da questo punto di vista, perché tu non sei mai sicuro, a suo piacimento. Allora, lui sa quello che tu non sai, lui sa quello che è giusto anche se a te sembra sbagliato, e a suo piacimento, quel giorno là del giudizio, ti potrà dire se sei tra i beati, i santi, il paradiso, o se sei nell'inferno. Tu avrai anche creduto di esserti comportato bene e correttamente durante la tua vita, ma a suo piacimento la divinità, senza alcun vincolo né costrizione né garanzia, a meno che tu non abbia fatto la guerra santa e te lo sia meritato in autostrada diretta il paradiso, tu non hai alcuna garanzia sul fatto che sarai tra i buoni, tra i salvati, in paradiso. A suo piacimento, versetto 128, Sura 3. Ad Allah appartengono i cieli e la terra, egli perdona o castiga chi vuole, perché Allah è clemente e misericordioso. Quindi non c'è nessuna garanzia se non la guerra santa.
quella dà diritto all'entrata diretta. Andiamo alla Sura 4, versetto 65. Quelli, i miscredenti, non crederanno fino a che non ti avranno nominato giudice. Qua in realtà si sta parlando degli ebrei, non di tutti i miscredenti, degli ebrei in particolare. Quelli non crederanno fino a che non ti avranno nominato giudice delle loro dispute. Allora accetteranno le sue decisioni e vi si sottometteranno. Cioè, il discorso qui è centrato sugli ebrei, Sura 4, versetto 65, ma vale per tutti perché verrà ribadito in altra forma anche per gli altri, cioè sono credenti solo coloro che si sottomettono all'Islam. La radice stessa della parola Islam significa peraltro rassegnazione o sottomissione ad Allah, così come il musulmano, muslim o muslim in lingua araba, significa rassegnato, sottomesso alla volontà di Allah. Se noi avessimo ordinato ai figli di Israele uccidetevi l'un l'altro o abbandonate le vostre case, ben pochi ci avrebbero obbedito, ma quelli non si conformarono a nessuna delle nostre prescrizioni. Se l'avessero fatto avrebbero avuto dei meriti presso di noi, cioè Allah, e avrebbero ricevuto la nostra ricompensa, il che semplicemente è mostruoso. Cioè, se quelli si fossero ammazzati tra di loro avrebbero avuto dei meriti gli ebrei presso di noi. Sulla guerra santa e in nome della pace, e qui chiudiamo, poi andiamo avanti perché siamo solo alla quarta sura del Corano. Le sure sono delle specie di libri, sono 113 capitoli, diciamo così, nei quali poi oltretutto c'è una ripetizione costante. Vi dicevo l'esempio della storia di Mosè che viene raccontata 131 volte, ma è più impressionante ancora il numero di passaggi. Io poi non ve li citerò tutti perché altrimenti ci perdiamo le intere puntate, in cui si parla proprio dei miscredenti, cioè degli altri, con parole esclusivamente di biasimo, di condanna, li aspetta il duro castigo, in questo e nell'altro mondo, non devono essere mai tuoi amici, cioè, insomma, è tutto talmente ripetuto e chiaro che si spiega solo con una parola, quella del manifesto di oggi, il fatto che siamo ancora intruppati in questa valutazione nel considerare se si può aprire, fare, dialogare, rivedere, modernizzare. Rimozione, questa è la parola dell'epoca contemporanea, rimozione. Poi uno potrebbe dire allora la ricetta qual è? E entriamo già in un altro campo, però se tu non hai fatto il passo precedente e rimuovi e continui a rimuovere il punto essenziale, sarà ben difficile che puoi fare dei passi ragionevoli successivi a quello. Siamo già ben oltre. O voi che credete, Sura 4, versetto 71, preparatevi convenientemente al combattimento, muovete contro i vostri nemici tutti insieme o a piccoli gruppi. Ma non è mica finita qua, ce ne sono tante altre di indicazioni precise. Per il momento siamo alla Sura 4, versetto 71. Buon pomeriggio a tutti. Commissario Dixon, abbiamo fermato il sospetto. È una donna. Correva continuando a ripetere spendi e riprendi. Commissario, non potevo aspettare.